In lieve crescita il numero di cittadini stranieri in provincia di Treviso. Sono 91.319, 1 su 4 è minorenne. Registrato inoltre un incremento del 30% dei nuovi permessi di soggiorno per i richiedenti asilo e per i contributi familiari ottenuti per il ricongiungimento con moglie prima e figli poi. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, bisogna vedere tra l'altro se questi titolari di permessi di soggiorno poi sono effettivamente presenti sul territorio. Per qualcuno la possibilità di poter muoversi nel territorio dell'Unione Europea è anche quella possibilità di andare a ricongiungersi con altre famiglie altrove. Più di 1 migliaio i contratti stipulati con i richiedenti asilo, dei quali 722 con lavoro a tempo determinato, profughi impiegati per lo più nei settori dell'agricoltura, industria, manifatturiero e servizi alberghieri, Pakistan, Nigeria, Senegal e Bangladesh, le loro nazioni di provenienza. Treviso non ha un'economia basata sulle alte professionalità, sulle alte manifatture, è un territorio dove si fanno lavori abbastanza ordinari, dove servono professionalità poco qualificate e sono quei lavori dove appunto gli stranieri ci hanno aiutato a mandare avanti le imprese e che hanno accettato di fare, torno a ripetere, con dignità. Sono alcuni dei dati e numeri del 15° rapporto sulla presenza di cittadini stranieri nella Marca, riferito al 2017 e primi mesi del 2018, realizzato da CISL, Caritas, Veneto Lavoro, ANOLF e le cooperative La S e Una Casa per l'Uomo. Dossier che evidenzia inoltre come la componente femminile rimane quella prevalente e pari al 52%, con tra le 149 nazionalità diverse presenti in provincia in testa Romania, Cina, Marocco, Albania, Macedonia e Kosovo. Abbiamo un numero molto grande di donne che per la prima volta ha superato il numero degli uomini. Le donne sono appunto localizzate nel settore della collaborazione domestica e familiare.